Mi chiamo Carlo Scardini, sono nato in Argentina, esattamente in una città che si chiama La Plata, a 60 km da Buenos Aires, la capitale. Lì ho fatto tutti i miei studi sino ai 18 anni e poi sono andato a vivere a Buenos Aires. Ho fatto l'Accademia di Arte Drammatica, sono giornalista anche, e poi ho studiato più vicino ai 30 anni tantissimo cinema. La mia carriera diciamo che è iniziata come attore, nel mio curriculum 30 spettacoli di ogni genere nel mondo del teatro, del palcoscenico, è stato il primo amore, come succede quasi sempre con chi intraprende questo mestiere. Poi ho iniziato anche a studiare e a lavorare, come si dice, dietro la cinepresa, così ho iniziato a fare dei piccoli lavori come giornalista in televisione e lì ho svolto un lavoro quasi altri 12 anni in una piccola casa di produzione cinematografica televisiva, Galaxy Producciones, a Buenos Aires. Più o meno una quindicina di documentari nella produzione, nella regia. Ho lavorato con la BBC 2 volte, ho realizzato 2 documentari molto belli, uno in Patagonia e un altro nel nord dell'Argentina, tutto sulla natura. Ho avuto il privilegio di lavorare con persone che qua ovviamente in Italia non sono importanti, però di un calibro come attori, registi, molto molto importante nella storia del teatro e della televisione in Argentina. Sino a quando, per una di quelle cose belle della vita, ho deciso di venire a vivere in Italia e concretamente in Sardegna, che per me era un'isola molto bella del Mediterraneo, però di cui dal punto di vista della storia, di questo popolo meraviglioso, non conoscevo praticamente nulla. Sì, tantissimo della storia del cinema italiano, perché è un commento forse banale, però chi non ama questa professione non ha avuto modo di avvicinarsi e di conoscere il cinema italiano. Io di sicuro, in Argentina era molto importante tutto ciò che arrivava dal cinema italiano, tanto è così che quando venne per la prima volta in Italia nel 1981 parlavo con il pubblico, con la gente, mi dicevano: ma conosci tu più del cinema italiano di noi stessi italiani? Della Sardegna, della cinematografia della Sardegna conoscevo pochissimo, ovviamente Padre Padrone, perché in Argentina ha avuto un successo incredibile di critica e di pubblico, io ero ovviamente giovanissimo. Questa è stata tutta la mia formazione scolastica, di studi e il mio lavoro. Non facevo certamente rassegne di cinema in Argentina. Per una questione personale, dovevo decidere se vivere a Buenos Aires o vivere in Sardegna. E allora, dato che dovevo iniziare tutto da capo, ho detto ok, ricominciamo in Sardegna. Nonostante anche tutti i primi anni, stiamo parlando del 95, 2000, mi muovevo spessissimo, ho lavorato anche fuori, ho lavorato a Milano, ho lavorato a Roma, ho lavorato nella costiera amalfitana, sino che poi piano piano, io sempre dico che quelli primi anni erano anni un po' di conoscenza, di sapere com'era questa realtà, soprattutto la realtà della Sardegna, perché il resto dell'Italia la conoscevo abbastanza bene. E posso dire che ho iniziato a mettere radici a partire dal 98. Ho dovuto, dato tutto ciò che ho raccontato dei miei studi e quello che ho fatto, riadattare la mia vita a questa realtà. Qua per diversi motivi, ma soprattutto per una questione di lingua,
ho deciso di non fare o teatro o lavorare in giornalismo perché ho puntato sulla creazione di eventi culturali. Così nacque Amerindia. I primi lavori non lo avevo fatto come Amerindia e le 3 prime cose che hanno avuto un grandissimo successo, e questo mi dà una grande allegria, soprattutto dal punto di vista umano, perché poi sono le cose che rimangono nella gente, che sono passati tantissimi anni, più di 15, le 3 rassegne di cinema argentino, che è stato il mio primo lavoro, 93, 94 e 95, che sino ad ora la gente si ricorda i titoli dei film, le trame, e hanno detto che hanno segnato in quel momento della loro vita una cosa molto bella di conoscenza di un mondo, cioè conoscere il mondo attraverso il cinema, come spesso accade, no? Nonostante c'erano ovviamente delle realtà di diversi operatori culturali che operavano da anni o avevano meglio operato da anni, in quegli anni forse erano un po' in calo per quanto riguarda la proposta di una cinematografia diversa o eventi culturali in cui il cinema poteva essere proiettato in città, che non sia quello classico che va ovviamente nelle sale. Questa senza dubbio è stata la cosa per me più difficile di assimilare, di capire e di accettare. Cioè, un regime di monopolio totale, di 4 sale in mano a una sola persona, cioè venendo, senza comparare, perché comparare una città di 9 milioni di abitanti in quegli anni, come Buenos Aires, a una come Sassari, io non l'ho mai fatto. Però è il modo di impostare il lavoro che per me era una cosa assolutamente nuova purtroppo in un senso molto passato di moda, perché in qualunque grossa città uno trova assolutamente di tutto, invece qua questa è stata per me la cosa più difficile, e con cui ho avuto a che fare per anni, perché ho noleggiato le sale di cinema di questa città, perciò ho avuto a che fare con questa realtà molto dura e molto difficile. Dopo le rassegne di cinema argentino, è nata dopo. E a partire da lì abbiamo iniziato a proporre non solo cinema argentino e latinoamericano, perché lì troviamo sempre il problema della lingua. Ormai stiamo parlando di 15 anni fa, non arrivavano tanti film argentini in Italia, anzi pochissimi, perciò o vengono sottotitolati o eventualmente doppiati, però un doppiaggio di un film costa tantissimi soldi. A volte chi compra un film argentino sono piccole case di distribuzione che a volte non hanno le risorse per un doppiaggio, allora facevano i sottotitoli. Quando quel gruppo di film è finito, io mi sono ritrovato senza nuovi film che arrivassero in Italia, perché comunque l'Argentina nel 98, nel 2000, nel 2002 continuava a produrre cinema, però non arrivava in Italia. Allora Amerindia ha iniziato, e per questo credo che abbiamo il riconoscimento del pubblico, ha iniziato a proporre ogni tipo di film di ogni nazione del mondo, sempre di una certa qualità, e così abbiamo proiettato più di 500 film, credo, in tutti questi anni. Ho iniziato piano piano anche a sapere il gusto della gente, così il titolo della rassegna, no? Perché un nuovo cinema per tutti. Stiamo parlando di questa realtà, in cui potevo mettere in una stessa rassegna tantissimi generi cinematografici diversi. Siamo stati uno dei primi a dare i film in lingua originale. Per anni, e questo non lo sa tantissima gente, i bambini non pagavano, entravano gratis purché accompagnati da un adulto. La formula abbonamento creata da noi nel 94 non esisteva in città, esisteva l'abbonamento per il teatro, per la lirica, però non per il cinema.
l'accordo con l'ERSU a partire dal 95 per tantissimi anni, cioè l'ERSU aveva a disposizione un tot di soldi come contributi pubblici, ma mai nessuno era arrivato a proporre questa collaborazione, e con l'Università di Sassari sono stati anni veramente gloriosi, perché vendevamo 300-400 abbonamenti ad ogni rassegna. L'ERSU collaborava pagando il 50% dell'abbonamento, l'altro 50% lo pagava lo studente, e anche questo è stata una cosa graditissima da parte del pubblico. Adesso mi trovo con persone di 40 anni che mi dicono: 15 anni fa andavo all'università e vedevo le rassegne. Un po' di anni fa andavo a Roma, mi vedevo in una settimana 20-30 film e poi tornavo e sceglievo, perché le date erano sempre 8-10, quando lavoravamo al Quattro Colonne in autunno o al Verdi in primavera. Poi, sempre per una questione di gioco, di coinvolgere il pubblico, davamo dei volantini, cosa non ci abbiamo inventato in questi anni. Davamo dei volantini con tot di titoli, dicevamo alla gente che scelgano loro, e in funzione di questo io cercavo di proporre alcuni dei film scelti da loro. Poi altre volte nello stesso Quattro Colonne mettevamo tipo 6 locandine di titoli recenti che stavano uscendo nelle sale in quel periodo. La gente doveva scegliere uno di questi. Perciò ho giocato su questa cosa. Però diciamo che i film di solito li scelgo io. Allora, per quasi 12 anni abbiamo collaborato lavorando nei cinema di Sassari, abbiamo affittato le sale alla Ditta Guarino, autunno al Quattro Colonne e in primavera al Verdi. E alcune volte abbiamo iniziato a lavorare, se non ricordo male, a partire dal 2002, alcune serate di cinema all'aperto alla scuola media numero 2. È stato un rapporto molto difficile, conflittuale, che mi ha dato, in alcune cose, come succede sempre nella vita, la forza e la spinta per continuare avanti, però è arrivato un momento in cui abbiamo deciso di non lavorare più con loro, perché soprattutto il noleggio della sala ad ogni giorno di programmazione era arrivato a cifre veramente costose, molto molto costose per noi. Ormai stiamo parlando di 2004, 2005, 2006, 2007, tutto un fenomeno nuovo che significava comprare il DVD non legale con l'uscita del film 15 giorni dopo che già era uscito nelle sale, per non parlare del fenomeno di questi ultimi anni di scaricare il film. Perciò tutto questo ovviamente è venuto a condizionare in tanti modi l'affluenza di pubblico nella sala, no? È una cosa importantissima da dire che in tutti questi anni Amerindria ha lavorato senza aiuti pubblici da parte del Comune di Sassari. Noi non abbiamo chiesto quasi mai contributi per lavorare col cinema. Sono stati anni in cui, lo possiamo dire con grande orgoglio, il pubblico con la loro presenza, ma stiamo parlando di 700, 800, 900 persone al giorno, ci consentiva di pagare un affitto molto alto della sala, pagare un affitto della pellicola e poi tutto quello che comunque, tutte le altre spese che ci servivano comunque, che dovevamo coprire per portare avanti la manifestazione. Nel 2007 abbiamo interrotto i rapporti con la Ditta Guarino per diversi motivi e abbiamo lavorato per la prima volta a Sassari Estate noi da soli. Abbiamo fatto un mese di cinema all'aperto, alla scuola media numero 2 sempre.
E questo indubbiamente ha dato fastidio, anche se noi non siamo andati a chiamare a nessuno, è stata una gara pubblica, la gara pubblica è stata deserta, cioè è andata deserta, nessuna associazione culturale se l'è sentita di organizzare tutta un'estate di cinema all'aperto. Noi ci siamo riusciti, perché ci hanno convocato, a fare l'ultimo mese dell'estate, dal 20 di agosto al 16 di settembre del 2007. A partire da lì, per diverse cose, perché come ho detto prima, ho deciso di non lavorare più con loro, di non affittare più le sale cinematografiche. E ho cercato un posto in cui lavorare. Certo, uscire da questa situazione dopo tanti anni di fare cinema nella sala cinematografica, nonostante uno possa dire tante cose delle sale di questa città, che se le posso dire io, che ci sono qua da un po' di anni, le dicono i sassaresi da una vita, su tutta la condizione che comunque si crea nella realtà di una città in cui ci sono solo 4 sale e c'è solo chi gestisce, cioè non c'è possibilità. Se io vado a un bar e mi danno un cappuccino e non mi piace, vado a un altro. Se vado a un supermercato e non mi piace come vengo servito da parte del personale, cambio di supermercato. Anzi, quando entro al supermercato ho 10 acque minerali diverse da comprare. Questa è la cosa che a me mi è costato tantissimo incorporare al mio modo di essere, che già di per sé sono una persona aperta, espansiva, vengo da un mondo assolutamente diverso a questo, non sto dicendo né migliore né peggiore, diverso, in cui per esempio esiste la possibilità di scegliere. A partire da lì siamo stati fermi perché, guarda caso, le case di distribuzione che ci avevano dato per anni i film non ce l'hanno dato più. Altri operatori culturali hanno iniziato a fare le rassegne dove le facevamo noi e così siamo stati fermi 15 mesi. Sino a riprendere il lavoro marzo del 2008 e abbiamo trovato questo posto meraviglioso che è il Civico di Sassari.